seconda Mestre, organizzata dal gruppo PPE al Parlamento europeo, ha analizzato vari scenari sul cambiamento politico-economico per il Veneto e l'Europa dopo Brexit. Diciamo che questa Europa è stata sbagliata, ha fatto degli errori gravi, è come se noi avessimo pensato di costruire una casa, un bel progetto, ma poi invece di cominciare dalle fondamenta avessimo iniziato a costruire dal tetto. Ovviamente se io mi fermo al tetto, se i lavori si fermano, il tetto dopo un po' ti casca in testa. Molti gli amministratori locali che hanno preso parte al dibattito moderato dal giornalista di Rete Veneta Filippo Fois per discutere di ciò che deve cambiare anche per poter riconquistare una parte di elettorato andata persa, come ha sottolineato con forza Elisabetta Gardini. Io credo che la forza del centrodestra stia nell'elettorato, che noi dobbiamo riportare alle urne proponendo delle risposte forti, credibili e convincenti per rispondere alle grandi sfide con le quali ci confrontiamo, che ripeto vanno dai posti di lavoro al problema dell'immigrazione, la sfida del terrorismo e così via. Noi possiamo incidere come amministratori locali quando ci occupiamo dei singoli casi, quando andiamo a fondo di una materia e anche quando proviamo a trovare soluzioni tecniche. E certo questo è lo stile di un amministratore nuovo che Forza Italia deve reinterpretare se vuole ricostruire la fiducia con i propri cittadini.